Buongiorno Sindaco, ieri è arrivato l'annuncio dell'annullamento di Artigianato Vivo. Che emozioni scaturisce questa decisione sofferta? Beh, è un'altra emozione forte, come ce ne sono state tante in questi mesi purtroppo. Eh, Amarezza, perché la volontà di fare questo 40° alla grande si respirava nell'area da mesi. C'è tanto lavoro dei volontari, degli organizzatori, però c'è anche tanto senso di responsabilità. Eh, Non ci sono le condizioni per poterla svolgere in sicurezza, soprattutto per i volontari. I volontari hanno bisogno di un clima di leggerezza per poter lavorare per tanti giorni in una manifestazione così impegnativa, e pensando a loro la scelta della Proloco è stata una scelta insieme alle altre associazioni di coraggio, anche per i risvolti economici della cosa, però secondo me è stata una scelta di responsabilità. Questa scelta che conseguenze porterà dal punto di vista organizzativo ed economico? È un grande punto di domanda, nel senso che come tanti altri aspetti questa emergenza sta un po' sconvolgendo le nostre abitudini di vita, le nostre programmazioni, però Cison è un comune unito e insieme sapremo far fronte a queste difficoltà guardando e buttando il cuore oltre l'ostacolo. Buongiorno Presidente, ieri avete inviato questo messaggio dove scrivete che appunto Artigianato Vivo quest'anno non si farà. Eh, Da quanto tempo ci avete pensato per prendere una scelta così spiacevole? Sì, purtroppo a malincuore abbiamo dovuto decidere quest'anno di annullare Artigianato Vivo, che era anche tra l'altro la 40ª edizione, e eravamo pronti per fare un qualcosa di diverso e migliore per festeggiare appunto la 40ª edizione. Noi abbiamo aspettato fino ai primi di maggio, anche per sentire le disposizioni dal governo quali erano, per decidere se procedere con l'organizzazione o fare a meno. Purtroppo le ultime disposizioni ci hanno tagliato le gambe e abbiamo deciso di annullare Artigianato Vivo. Lo abbiamo comunicato a tutti gli organi stampa, prima di tutto agli artigiani, ai nostri collaboratori, alle associazioni che ci sono qua in paese, perché diciamola tutta, collaborano tantissimo con noi, perché Artigianato Vivo è Pro Loco, ma anche altre 6 associazioni del paese. E come l'hanno presa? Abbiamo già ricevuto delle mail dai nostri artigiani che hanno capito qual è la situazione. Gli dispiace tantissimo ovviamente, perché per loro Artigianato Vivo è un toccasana anche a livello economico, però purtroppo hanno capito che con la situazione che c'è non si possono fare certi sbagli. State già pensando a come organizzarvi per il 2021 o siete in stand-by del tutto? No, non siamo fermi, non ci siamo mai fermati e mai ci fermeremo. Tante iniziative sono nella testa, adesso cerchiamo di capire che cosa si può fare, che cosa si potrà fare, e l'entusiasmo rimane per il 2021 e per quello che comunque si riuscirà a fare in altre forme per quest'annata.